Poi Gesù, imparando, diceva ancora: Tenetevi lontani di scribi, che le piace di passiani che veste longa, d'essere salutati in misicchiazze, di mettersi innanzi a tutti dinte in sinagoga e s'assetti ai primi posti di festina. Poi arrobbano in casa di vedova e fanno mostri di preghiere lunghe, ma varranno un castigo assai pesante. Uitu scrib, farisei, tutto popolo, tu moglie, un bavucchio, la raguglia, solo scorta, tu ripuglia. Ah, la gente non voglia sapere niente, si va bene, vai corriente, non ne voglia sapere più. Pentolata tanta pisa, mentre tu ne porti più. Ah, la gente non voglia sapere niente, si va bene, vai corriente, non ne voglia sapere più. Si bugiarda, si non falso, a bugia non ti stanca, tu si come un baianga, fuori è bello e ti te fango. Ah, la gente non voglia sapere niente, si va bene, vai corriente, non ne voglia sapere più. Pentolata tanta misa, mentre tu ne porti più. Ah, la gente non voglia sapere niente, si va bene, vai corriente, non ne voglia sapere più. Tu c'erai, dormite e spasi, ma porta in giro e inserrata, un tradito tunnellata, paravise, non giata. Ah, la gente non voglia sapere niente, si va bene, vai corriente, non voglia sapere più. Pentolata tanta visa, mentre non ne porti più. Ah, la gente non voglia sapere niente, si va bene, vai corriente, non ne voglia sapere più. Non ti fai a maestra, tanto meno capovata, chi sa cava, sarai stata, chi sa se sarà cavata. Ah, la gente non voglia sapere niente, si va bene, vai corriente, non ne voglia sapere più. Pentolata tanta visa, ma tu ne porti più. Ah, la gente non voglia sapere niente, si va bene, vai corriente, non ne voglia sapere più. Si va bene, vai corriente, non ne voglia sapere più. Ma essa è stata lazzariata per i peccati nostri, scamazzata per le nostre infamità. O castigo che c'era la pace in coppa a essa e per le pitture sue noi siamo stati sanati. Perché Dio ha voluto a così bene il mondo, che ha dato a noi l'unico figlio suo, perché chi crede a essa non mora, ma ha la vita eterna. Via facendo, arrivai in una masseria chiamata Getsemani. Gesù ricette ai discepoli: assettatevi potramente che vi vada a priare. Poi, portatesi a Pietro, a Giacomo e a Giovanni, ha cominciato a trarsi in paura e a sconfortarsi. Perciò ricetta a loro: l'anima mia sta conduta fino alla morte. Restate al loco e rimanete scetati. Io un poco più innanzi, se me ne in terra piano che, se fosse stato possibile, passassero quei momenti, e diceva: Abba, Padre mio, a te tutto è possibile. Allontanami sto calice, però non sia quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Tornata a rete e trovai addormuta. Allora dicette a Pietro: Simone, e tu dormi? Non sei stata capace di stare scetata manco un'ora. Restate scetata e priate a Dio in un'altra tentazione.
lo spirito sta pronto, ma la carne è debole. Rimaneno allontano sto dolore, la carne mia è debole, Signore, ma rindo è pronto a soffrire, tutto tornato a già morire. Mira luna come chiara, e io tengo il cuore scuro. Ma perché stasera pensa vita mia com'era, pensa come da finire. Cari amici, non dormite, non riuscite a stare scelate, proprio mo m'abbandonate, solo ma lasciate, solo a me questo dolore. Che siamo un momento, per cui la sonate, capisci che sofferenze tutte date, ma che già mi fa valore l'affrontare. Paura sì, sto peso è grosso assai, io prego che riesca a sopportare. Oh Padre mia, ma dà forza, e sto momento può tornare. Padre mio, io ti prego, che sto male ci allontana. Pana mia, ma sola tua volontà ti ha fatta ora, ora è sempre il mio Signore. Cari amici, voi scetate, venne giù di mie salvate. Uno vaso mi tradisce e la vita mi affernisce, ma soltanto per un po'. Io non balassi, non m'abbandona, ma mannaro che mio consolatore, per ricordare e fa parlare con verità. Io non balassi, non m'abbandona, ma mannaro che mio consolatore, per ricordare e fa parlare con verità. Pilato, ad ogni festa, teneva l'usanza e ne mano libera e franco una carcerata, che la gente le cercava. E ci stava un uomo chiamato Barabba, che si trovava carcerata assieme a certe assassine che avevano accisa una mezza anno serra serra. La popolazione gli da Pilato e le cerchesce fa fa che le caisse aveva sempre fatta. Allora Pilato a domandare, volete che vi manno libero e franco il re dei giudei? Questo perché essa sapeva buono che i capi in destra e i sacerdoti l'avevano consigliato per Miriam. Ma i capi in destra e i sacerdoti mezzena la gente per far manare libera e franca a Barabba. Pilato spiega ancora, e allora che volete che ve ne faccia? E chi che ha chiamato re dei giudei? E la gente alluccava. Crocifiggilo! Pilato ricetta ancora, ma che male va fatta? Ma la gente alluccava ancora più forte. Crocifiggilo! Allora Pilato, per darle soddisfazione, manna libera e franca Barabba e consegnai Gesù Cristo perché dopo flagellato fosse messo in croce.
senza una voce amica per conforto, portando una croce e scendendo in fondo, la vita che affronta la sola morte. Roba che la croce fionchiuvata e ci ha dialata pace o Signore. L'unico sacrificio che l'è stato è solo perché sta gente